Allora amici, buongiorno, buona mattinata anche questa giornata. Andiamo con la lettura dell'oroscopo di stamattina, giovedì 16 aprile 2020. Andiamo con la lettura dell'oroscopo segno per segno. Intanto io vi dico non dimenticate di iscrivervi a questo mio canale e attivate la campanella delle notifiche in modo tale che quando ci sarà un nuovo video vi verrà la notifica. Ok? Se avete bisogno di me, lo dico sempre in ogni video, se avete bisogno di me, che ne so, il vostro uomo vi ha lasciato, lo volete far tornare, volete legare a voi la persona amata, la volete fare impazzire per voi, vostro marito è andato via con una polacca e volete che torni da voi, sto qua a vostra completa disposizione. Basta chiamarmi ai numeri che vedete nello scrollo, raccontarmi la vostra storia e io vi dirò poi cosa è possibile e quello che non è possibile fare. Ok? Allora andiamo subito con l'oroscopo, partiamo con il segno dell'Ariete, vediamo oggi l'Ariete cosa c'è che va e quello che non va. Ariete, giorno monotono per le coppie, tuttavia qualche incontro emozionante potrebbe scuotere l'andamento della relazione. I single che stanno vivendo un periodo complicato devono avere più fiducia in loro stessi, quindi a quanto bene la giornata per l'Ariete, quindi ci sarà questo giorno un po', più che altro ci sarà un po' di stanchezza, però passerà, tranquilli. Toro, giornata piacevole per l'amore, ci saranno promesse che avrete voglia di mantenere per la gioia del partner, quindi vi saranno fatte delle promesse, voi le manteniate per dare la gioia al vostro compagno, quindi cercate di fare buon viso e cattivo gioco. Se siete single non prestate ascolto alle pettegolezze, ma fate in modo che non giungano alle orecchie della persona che vi interessa, quindi qualcuno cercherà di mettervi in cattiva luce oggi, creando delle pettegolezze, quindi occhio, fate attenzione che non giunga alle orecchie della persona che amate, che vi interessa, se no ci sarà uno scombino. Gemelli, momenti appaganti in famiglia e tra amici. Oggi siete di buon umore e tutti potranno contare sulla vostra proverbiale allegria. Quindi oggi ci sarà per voi una giornata allegra, una giornata favorevole dove gli altri gli fa piacere ascoltarvi e stare vicino. Per i cuori solidari che hanno avuto una storia extra in passato, oggi potrebbe essere il giorno del rimpianto. Quindi rimpiangete il passato, quindi. Però io dico quello che è stato, quello che non è stato, non è stato. Cancro, in amore ci saranno nuovi incontri per i single, mentre chi è già in coppia potrebbe rivedere una vecchia fiamma e avere nostalgia dei momenti vissuti insieme. Quindi ci sarà questa nostalgia e pensate ai momenti belli che avete avuto con questa persona, quindi la giornata è piena di ricordi. Alla luce di nuovi sentimenti contrastanti sarà necessario prendere una decisione. Leone, oggi vi sentite confusi e disorientati, la coppia delle incertezze che avete la colpa è delle incertezze che avete sul partner, quindi avete dei dubbi oggi, tante incertezze, dubbi, tanti pensieri per la testa e oggi sarà una giornata di puntato. Tuttavia preferirete la compagnia degli amici per evitare di toccare gli argomenti che vi turbano. I single si renderanno conto che l'apparenza a volte inganna, ed è vero. Vergine, nella sfera sentimentale dovete conquistarvi la fiducia della persona amata e recuperare quella serenità necessaria per stabilire un dialogo.
I single dovranno curare di più i rapporti con gli altri e non farsi idee errate sul loro conto. Bilancia, amore a gonfie vele per i nati del segno. Favorite le unioni con persone con interessi diversi. Non abbiate paura di avere coraggio nell'affrontare una situazione difficile ma non irrisolvibile. I single dovranno cercare le alternative giuste e aprirsi alle esigenze degli altri. Scorpione. Non ostentate troppo sicurezza in amore. Purtroppo cercate l'intesa e la complicità per portare avanti il rapporto di coppia. I single dovranno chiarirsi le idee per andare avanti con il piede giusto e non dovranno travisare le parole dette da una persona. Sagittario. Oggi sarete versatili e molto ben disposti a prodigarvi per gli altri, ma state attenti alle cattive amicizie. Con Mercurio negativo potrebbe rischiare molto a causa di amicizie sbagliate. Anche i cuori solitari dovranno stare attenti a chi sta loro intorno. Quindi amici del Sagittario, oggi state un po' inguaiati, Fate attenzione perché oggi è una giornata molto negativa per voi. Capricorno, non crogiolatevi in un rapporto di coppia che date per scontato. Dovete alimentarlo giorno dopo giorno per riavvivare la complicità. Se siete single, dedicate il tempo sufficiente a realizzare i vostri progetti di vita. Acquario, date spazio al partner per avere chiarimenti al suo comportamento. Voi siete dei grandi ascoltatori. Poi sarete voi a tirare la somma della vostra storia. I single potranno essere colti da un profondo senso di solitudine, ma presto passerà. Quindi oggi, per voi single, cercate di vedere la TV, cercate di vedere le cose un po' nel modo diverso. Ok? E andiamo con il segno dei pesci, per i signori del pesci, per i pesciolini. Allora, per i pesciolini io dico che è una giornata molto favorevole in amore. Sì, perché in questa giornata voi che appartenete a una coppia, se siete una coppia, vi dico che sarà una giornata molto piacevole, ma attenzione, perché ci saranno un pochettino di confusione nell'ambito della parentela. In coppia tutto bene, quindi occhio a qualcuno della famiglia che cercherà di crearvi qualche piccolo pasticcio. Per voi dei single, vi posso dire che state attraversando un periodo un pochettino causa precedente delusione, ok? Quindi fate attenzione in questo. E anche questa mattinata abbiamo concluso con l'oroscopo, quindi anche questa mattina vi ringrazio per la vostra gentilezza e non dimenticate di iscrivervi a questo canale, io lo dico sempre,
e non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche, in modo tale che quando ci sarà il nuovo video vi arriverà la famosa notifica. A tutti quanti voi un abbraccio, a risentirci domani mattina con l'oroscopo del giorno. Ciao a tutti e con le stelle, e che le stelle siano sempre con voi.